Ben ritrovati a Edicola e Friuli e buon anno, naturalmente buon proseguimento. Cominciamo la nostra puntata, la prima del 2019, sfogliando insieme come sempre il settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. Superati dal Veneto, questo il titolo del numero 1. Luca Zaia va a Roma per incassare l'autonomia della sua regione e così stanno facendo anche Lombardia ed Emilia Romagna. Per noi invece è braccio di ferro col governo per ridurre il salasso. All'interno anche diverse inchieste, scuole come uno spezzatino, qui si parla del caso limite a Udine, il problema degli istituti nei capoluoghi alle prese con numerose sedi staccate. E poi spostandoci invece nel Friuli occidentale parliamo di influenza, ecco chi deve avere paura, parla l'infettivologo di Pordenone dopo il primo caso grave. E infine un reportage esclusivo direttamente dall'Iraq realizzato dal giovane fotografo udinese Giulio Magnifico. Andiamo a sfogliare insieme allora il settimanale. Dicevo, l'inchiesta cardine è questa. Si parla di autonomia, il leone batte l'aquila, naturalmente sono i due animali simbolo delle due regioni, Veneto e Friuli. Veneti padroni a casa loro, il governatore Luca Zaia conferma in questa intervista esclusiva realizzata dal direttore Rossano Cattivello e dal vice Alessandro Di Giusto di voler procedere a sprombattuto per sfruttare a fondo ogni spazio concesso dalla Costituzione. Si parla naturalmente anche di Fedriga, dialogo con il governo, ma se servirà è pronto al ricorso, e braccio di ferro naturalmente per ridurre il salasso da 2,4 miliardi, braccio di ferro della regione. Nella pagina successiva si parla della riforma epocale, la data fissata per chiudere l'accordo tra Stato e Regione Veneto dovrebbe essere il prossimo 21 marzo e con la maggiore autonomia si arresterà anche la fuga di tanti comuni e insomma sappiamo che ce ne sono gli ultimi insomma acquisiti, Sappada ad esempio in Friuli Venezia Giulia. Intervista anche a Elena D'Orlando, ordinario di direttore di diritto regionale italiano ed europeo dell'Università di Udine. Siamo stati poco lungimiranti e troppo attenti, dice, a fare diligentemente i compiti imposti da Roma. Proseguiamo, vi dicevo, parliamo anche di influenza. Il male di stagione che colpisce insomma per il momento non si è ancora manifestata in tutta la sua virulenza, però insomma sono diversi gli allettati e ci sono anche dei malati gravi. Ecco chi deve averne paura. In questo caso a parlare è il Massimo Krapiz, infettivologo dell'AS 5, che dice: il ricoverato all'ospedale di Pordenone c'è un 68enne di Anzano X affetto da insufficienza respiratoria cronica e quindi diciamo l'influenza ha aggravato ulteriormente questi sintomi, questa patologia di base, e il picco del contagio però, avverte l'infettivologo, è previsto a fine gennaio. E poi abbiamo anche tracciato un po' un conto, abbiamo fatto un po' i conti, a farli è stato Hubert Londero. In 10 anni 75 i decessi in regione e ci si vaccina sempre meno, e sappiamo che proprio oggi insomma tornano alla ribalta le polemiche sui pro-vax e via dicendo. Cambiando argomento però andiamo a parlare di un libro molto bello, una lettura che vi consiglio fortemente, Tullio Avoledo, Furland, La dittatura non è fantascienza. Qui Valentina Viviani ha intervistato lo scrittore pordenonese che nel suo ultimo romanzo ha immaginato un Friuli distopico del 2033 in cui si guarda al futuro con preoccupazione. La violenza rischia di diventare la risposta a tutto. Questo è quanto ha affermato Avoledo. Siamo abbagliati dall'illusione di comandare, ma la mistificazione della verità ci rende invece ignoranti e succubi. Proseguiamo la lettura del nostro settimanale con il reportage. Qui vedete dei volti, degli occhi, degli sguardi molto potenti. È un reportage che arriva dall'Iraq, realizzato dal fotografo udinese Giulio Magnifico. Un popolo sull'altopiano per sfuggire al genocidio. Qui insomma un po' anche la storia di quanto accaduto. Ancora oggi molte famiglie vivono in tende e abitazioni di fortuna, e qui vedete appunto qualche scatto realizzato da Magnifico. Spettacoli, Andrea Iome ci porta insomma già in estate, l'inverno è pungente e invece noi già pensiamo insomma ai mesi caldi e in musica, un altro anno di grandi concerti. Ma che cosa succede? Tante novità e tante conferme nelle anticipazioni dei live in programma per il 2019, con un'incognita che fa già discutere, ovvero l'introduzione del biglietto nominale a partire dal mese di luglio, proprio quando arriverà uno degli eventi più
pop e attesi dell'estate friulana. Quale? Beh, niente, vi invito alla lettura. E poi concludiamo il nostro tour all'interno del settimanale Il Friuli con le pagine di sport, altri sport, non ci limitiamo al calcio, in questo caso si parla di snow rugby a Tarvisio, sabato 12 e domenica 13 gennaio, appuntamento anche con la GSA Basket domenica 13 contro la Bestia Nera Imola, e poi Zoncolan in notturna. Sabato 26 gennaio scatta l'8ª edizione della Vertical Race, gara di sci alpinismo targata US Aldo Moro e dedicata al ricordo di Rudy De Infanti. Insomma, un numero tutto da leggere, all'interno anche il palinsesto con tutti i programmi di Telefriuli. Adesso insieme a Tiziano Campigotto ci spostiamo, andiamo a Godia a parlare con l'edicolante di fiducia e andiamo a conoscere insomma una nuova realtà. Venite con noi. Eccoci a Beivars, accanto a me Antonio Scilipoti che gestisce questa edicola da diversi anni, come sempre c'è sottolineo un accompagnemento musicale molto molto carino e niente, buongiorno. Buongiorno a voi. E buon anno anche, no? Certamente, grazie anche a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Questo 2019 è un bellissimo anno e siamo partiti comunque bene e cercheremo di farlo andare per il meglio anche questo, via. Ma non abbiamo dubbi, lei è una persona molto dinamica perché questa attività viene dopo una vita dedicata insomma ad altro, perché lei era nel commercio se non ricordo male, quindi insomma ha dimostrato di essere più che mai attivo ed eclettico, direi, no? Anche. Sì, beh, insomma, siamo riusciti a mettere all'interno di un piccolo punto vendita come questo una serie di cose che avevamo imparato, no? Quello che ci dava, quello che erano i lavori che ho fatto prima sono stati riportati qui all'interno di questo piccolo punto vendita, cercando di strutturarlo per dare servizio, per dare qualità di insieme, insomma. Tanti servizi a una clientela che è ormai fidelizzata, affezionata e soprattutto diciamo l'edicola diventa anche un punto di riferimento, lo ribadiamo sempre. Certo, questo è il leitmotiv di questo tipo di attività oggi. I servizi sono quelli che portano all'interno le persone con i nuovi servizi bancari che abbiamo all'interno, riusciamo a farli gli F24 piuttosto che il pagamento delle bollette, piuttosto che lo SPID, che è il nuovo metodo di raccolta dati, no? Quindi queste sono le funzioni che un'edicola e tabacchi di oggi deve avere, insomma, per fidelizzare il cliente, per far sì che lui torni ogni giorno all'interno del punto vendita. Certo, e comunque è un mestiere che si è molto trasformato e questo rende onore insomma anche a tutta una serie della categoria, diciamo, che nonostante la crisi ha trovato la strada per andare avanti. Certo, questa sì, bisogna riuscire a trovare delle strade diverse, insomma, e questa dei servizi è sicuramente l'upload di questo tipo di attività, insomma, oggi. Allora, questa è la prima puntata dell'anno e entrando non abbiamo potuto non notare la presenza di calendari, oroscopi e quant'altro. Sono dei sempreverdi, diciamo, tra le letture di inizio anno, o vanno un po' di meno, dico l'oroscopo e anche l'acquisto di calendari? Beh, allora i calendari sicuramente sì, di tutti i tipi, da Frate Indovino che è il must, no, e gli altri, gatti, cani, piuttosto che quest'anno è andato un po' di meno quello che era il discorso degli almanacchi o di tutte le cose di previsione, insomma, diciamo così. Quest'anno è andato un po' di meno, sì. Quindi vuol dire che la gente magari sa già cosa gli aspetta oppure vuole costruirsi l'andamento dell'anno, insomma. Signora, le faccio una domanda di stretta attualità. L'influenza, vaccino influenzale, lei si è vaccinato? Naturale? Cosa ne pensa? Benissimo. Va fatto? Va fatto. Almeno io sono anni che lo faccio, quindi Ed è contenta, non si ammala più quindi? all'infuori qualche raro raffreddore proprio sporadico. Benissimo. E Antonio invece è il suo edicolante di fiducia. Cosa diciamo di Antonio? Di Antonio, che è la nostra gioia. Insomma, Antonio ce lo teniamo stretto. Altro che? Guai se non le ho detto a lui, guai se va via. Non può andare in pensione quindi?
Non ho, Cosa ne pensa di chi non si vaccina? Sono problemi, diciamo, perché intanto vanno in giro lo stesso con l'influenza, lo stesso, te la danno anche se non vuoi. Sei vaccinato? Sì, sì. Il vaccino antinfluenzale è coperto? Lo fa? Sì. Ci crede, quindi funziona. Funziona per me, non sono tanto sicuro, perché l'ho fatto una settimana dopo ero con l'influenza. Ma è un altro virus, non è lo stesso. Allora va bene. Freddo ce n'è, però splende il sole, insomma la neve quest'anno tarda ad arrivare, forse non arriverà. Non arriverà. Oggi dicevano 2019 sarà caldo come il 2018, quindi Quello può darsi, perché freddo fa caldo. C'è il proverbio, più tanto freddo, tanto caldo. Edicola Friuli finisce qui, noi mandiamo un saluto da Beivars, Antonio. Sì, grazie, allora buon proseguimento a tutti, buon 2019 a tutti quanti e sia un anno veramente buono per tutti. Questo è l'augurio ovviamente che ci facciamo. Noi ci rivedremo prossimamente. Naturalmente l'appuntamento con Edicola Friuli ritorna venerdì prossimo, solita ora, sempre qui, Telefriuli. Un saluto da parte mia e di Tiziano Campigotto.